Oggi siamo qui a presentare questo Open Day multidisciplinare, il senso di questa iniziativa. Sì, gioco un po' in casa perché diciamo che chi organizza è il Baseball Sopra Club Rovigo, che ha una squadra di baseball per ciechi. L'idea molto semplice è che lo sport appartiene a tante persone, non appartiene a un unico soggetto, in questo caso il Baseball Sopra Club Rovigo, ma l'attività multidisciplinare è quella che viene proposta a diverse persone che nella disabilità hanno diversi ostacoli, quindi l'idea è proprio di aver messo insieme atletica, tiro con l'arco, tandem, insomma tutta una serie di cose in funzione della persona. Ecco, questo è l'obiettivo principale della giornata e speriamo di avere veramente tante persone che vengono a provare. Loris Bucche, organizzatore di questa iniziativa nel segno dell'inclusione e della multidisciplinarietà, come si svolgerà, secondo quali orari e dove? Allora, l'evento si svolgerà sul campo di baseball di via Tassina, in via Vittorio Veneto a Tassina, in Tassina, e sarà praticamente una giornata in cui, visto anche la grandezza del campo, potranno esserci diverse discipline paraolimpiche. Partiamo dal baseball per ciechi, evidentemente, visto che giochiamo in casa. Ci sarà anche l'atletica con lancio del giavellotto e del peso e la corsa, tiro con l'arco e tandem. Okay? L'importante è far partecipare sia i disabili visivi ma anche i vedenti, le persone che diciamo sono abili, possono provare queste emozioni con la benda usa e getta, potranno provare queste discipline per capire un attimino com'è lo sport per la persona disabile. Assessore Nadia Bala, oggi presentiamo questa iniziativa nel segno dell'inclusione, il Comune la sostiene e quali sono gli obiettivi, insomma, che vi siete proposti? Assolutamente sosteniamo iniziative come queste, anche perché si tratterà di includere sport olimpici con sport paralimpici. È un'ottima occasione per il nostro territorio, perché a Rovigo purtroppo non abbiamo tante società che offrono anche lo sport paralimpico. Il baseball è una di quelle realtà che offre anche lo sport paralimpico. Abbiamo il sitting volley, abbiamo la boccia paralimpica, però non siamo ancora ai livelli di altre province capoluogo che offrono più discipline. Quindi l'obiettivo è innanzitutto promuovere lo sport in generale, indistintamente da olimpico o paralimpico, e poi è quello di coinvolgere soprattutto i più giovani, ma anche quelli meno giovani, a praticare una disciplina sportiva, e l'auspicio è che le società che praticano già sport, che fanno già fare sport ai nostri ragazzi, dicano: ma perché no? Cominciamo a far fare anche sport paralimpico. Quindi è un incentivo e è un'opportunità per tutti.